Vorrei annunciare personalmente la terza classificata Partigiani a Pigia! E Cipone, La pizza ve la offrirò, come io troverò un buon lavoro, vi porto sei un grande Jimmy! Sei un grande! So io cosa devo fare e cosa non devo fare. Perché vi porterò. dove ci porti, Jimmy? Da un mio carissimo amico pizzaiolo che da anni lo conosco. E Circus. Vi porto al Bucco Pizzeria di Via Crespi. Perché fai la tifi? Anche se sono interista, voglio bene a tutti. Amala, pazza intera mala, è una gioia infinita, che dura una vita, pazza intera mala, vivila, questa storia vivila, durare una vita, una sola partita, pazza intera mala. Andremo a vedere l'Inter insieme, Jimmy! Qual è il problema? Per me è una Tutto lo sta preparato con le magliette del Fantamanzone! No, ma c'è, tu ti sbagami un biglietto a qua. Siamo tutti insieme! Sì, tutti insieme, ragazzi! Grande Jimmy! Un gesto nella camera. Vai! Mi raccomando. Allora, la seconda classificata 10 Alex Io. Con la sanzione! Oh, Del Piero! Chi è l'amministratore delegato? Deciderete voi. Allora, per me l'amministratore delegato sarò io a nominare. Eccolo. Roberto? Grande Roberto. È il segretario! Se siete d'accordo, sarete voi a decidere il segreto. Bravo, democratico. Qualche decidere? Allora, il mio segretario sarà annunciato in questo momento. Nella mia presenza qui al mio fianco. Dirò un nome a caso, a caso. Sarà il grande, eccolo lì. Franco Di Bari. Minuto. La voglio Basta così, non voglio sentire niente la parola. Allora, la seconda classificata Endo United. No, Scoteno. Il colpo di testa, veloce! Non posso guidare. Lascia così l'amministrato, il colpo di testa col sacco. No. Allora, il premio Sfiga di Bari. Il premio Sfiga? Adesso lo sono io a dire. Sì. Eccolo là, seduto. Ad un grande gioco cassetto. Questo è il nome che sta Chi è la persona che ha fatto il premio Sfiga? Questo è il nome, devi leggere il nome di questa scuola. Fantamanzione 2012. Premio Sfiga Bari. Allora è arrivato il momento dei vincitori, Jimmy. Ma certamente sarà un onore premiare la persona. Qui adesso abbiamo le squadre che si sono giudicate i trofei del Fantamanzione. Ma certamente, io stavo proprio pensando in questo momento. Proprio come te la posso. Io so che tu sei lapidino. È anche importante. È anche importante conoscere questa squadra che dopo un anno di Serie B è tornata direttamente in Serie A. Orgoglioso di annunciare la vincitrice Barbarians. E poi questo video sarà messo domani mattina, che lo leggerò proprio io. Antonio! Ciao Jimmy, io vado. Lo stesso. Allora attenzione. Jimmy, veloce, che ti ho preso a cassetta. È importante, questa è la squadra che ha vinto il trofeo della Champions League. La vincitrice Toros! Sono onorato Silenzio. di consegnare la maglia celebrativa al vicepresidente. Grande granata! Allora, Toros Ciguzzes 6-2. Sei stato umiliato. Jimmy, sposta il muro per piacere. Questa è la coppa più difficile tra tutte le coppe del Fantamanzione. Certamente. La vinta il signor Fruttivendolo, che adesso leggerai tu, vincitrice della Fantacoppa Italia 2012-2013. Grande applauso. Vincitrice Ars Magico. Signor Picicci, sono lieto e onorato di annunciare questa nuova maglia. questa nuova maglia anche per lui, come membro dello staff del Fantamanzione, il signor Picicci. Grande Jimmy. Questo è per lei, Mister Picicci. Aspetta! Sei provato! Ultima maglia della serata.
questo è un momento importante, l'ultima maglia della serata, che Jimmy, questo è un omaggio che noi tutti certamente facciamo di cuore a te che sei il nostro nuovo vicepresidente. Questa è la maglia tua personalizzata come membro dello staff. Buon spettacolo! Antonio Jimmy Grazie, sono senza parole. Grande Jimmy. Ragazzi, sono veramente desolato, ragazzi. Perché desolato? No, desolato nel senso della parola. Ultima coppa della serata. Allora, questa è la coppa più importante, Jimmy. Allora, vince il 18° campionato Fantamanziona con onore e piacere l'Arcidiocesi di Vicenza Italiano. Oh, senza granate è stata una cavalcata. Tieni. Dopo la me. Solleva il giro. Questa è per. Allora, da me non solo giocare con forte motto, perché mi ha dimostrato un carattere, bravura e vincerò sempre. Perché al mio fianco avrò Roberto Romito, che sarà il mio difensore, Marco Pecicci, il grande amico qui. E poi ci sarà in campo il presidente al mio fianco. Grande Jimmy. Giro. E la squadra la farete voi per questo mercoledì. Allora, giro. Vai. Ma la squadra Sarà Roberto da annunciare in questo momento. Il nome della squadra, Jimmy? Jimmy Team. No. Sarà la squadra più forte del nostro. Jimmy! Allora, Franco. Tu devi andare a strappasare, un giocatore. Picicci. Questo è per te, Marco. Questo torneo vincerò. Questo è un omaggio di granata anche per te. Now what you wanna go and put stars